Devo dire che è un mestiere molto bello, molto logorante, però molto bello allo stesso tempo, e di intraprenderlo, pensando però che oggigiorno la medicina legale, cioè la scienza per la giustizia, si sta trasformando sempre di più in un mestiere che applica la scienza e la medicina ai diritti umani, quindi molto più ampio. Non si tratta soltanto di risolvere o di dare elementi che possono aiutare a risolvere il singolo omicidio, ma si tratta di applicare la scienza per la tutela di diritti umani ancora più ampi, il diritto appunto all'identità, il diritto contro la tortura, e quindi il mondo sta cambiando molto, per certi versi sta peggiorando, e quindi devo dire che ancora di più devono essere motivati nell'applicare la scienza per tutelare appunto i diritti di tutti. Quindi anche per prevenire? Soprattutto per prevenire, perché se pensiamo di come è importante la medicina legale e le scienze forensi per identificare per esempio i segni di maltrattamento sui bambini piuttosto che sulle donne vittime di violenza sessuale, o gli uomini vittime di violenza sessuale, piuttosto sulle vittime di tortura nelle carceri o nei CPR, nei centri per il rimpatrio. Ecco, se noi utilizziamo bene la medicina legale ancora prima che arrivi il peggio, quindi ancora prima che si arrivi all'autopsia, possiamo fare grandissime opere di prevenzione. La medicina legale dovrebbe essere nei pronto soccorsi, dovrebbe essere più diffusa sul territorio, uno strumento formidabile per la prevenzione della violazione dei diritti umani. Tutte le esperienze sono molto forti perché noi ci avviciniamo con il nostro lavoro alla tragedia, alla morte, alla sofferenza, alla violenza. Diciamo che quello che distingue un po' questi naufraghi, questi morti delle migrazioni che nessuno si muove per identificare, è il fatto che oltre all'affronto e all'ingiustizia della morte cui sono andati incontro, morire in quel modo o attraversando i Balcani oppure in un barcone in cui sono stipati 5 persone per metro quadro, c'è un ulteriore affronto, è che nessuno si interessa di restituire l'identità a queste persone. Quando va giù un aereo, al giorno d'oggi ci sono strumenti, si corre per identificare, perché è un diritto per la dignità dei morti, ma è un diritto soprattutto per chi è vivo e cerca quei morti. Per queste persone non si fa, e quindi c'è, oltre alla morte, alla tragedia della morte, l'ulteriore tragedia dell'inerzia, dell'indifferenza di tutto il mondo nei loro confronti. Per rispettare questo diritto all'identità, in questa missione che stiamo facendo sui migranti, molto in salita, troviamo che per esempio i social sono utilissimi per identificare, in quanto mostrano dettagli sul corpo eccetera che possono essere importantissimi per l'identificazione. Quindi diciamo che la digitalizzazione e i social e diciamo così, la società moderna ha portato a strumenti di identificazione che non sono soltanto il DNA, la tecnologia del DNA, ma anche l'utilizzo delle immagini, e quindi questo ci facilita e quindi rende ancora più terribile il fatto che questo non venga fatto.